Allora, mettetevi a posto voi tre penalizzati. Dove stanno? Ok. Piano, rallenta un attimo, Antò. Piano. Scamardella, non devi accelerare, devi andare piano, entri in pista troppo forte. Rallenta adesso, dove vai? Dove vai? Piano, piano. E poi devi andare dritto in alto. Andiamo col 3, Serra. Andate in alto e aspettate i segnali. Avanti, 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 avanti. Pronti? 1, 2, 3. Buono il tentativo, c'è l'errore di Capovento Pax. Karim molto veloce ad andare al comando nei confronti di Campione Ral, mentre parte a 1000 all'ora Cobalto di no. Numero Cerca 6, posta lo steccato Capovento Campione Pax, Ral in seconda posizione, lo trova proprio avanti a Cobalto di no. Mentre galoppa Crab Wise AS. All'esterno rimane soltanto Corsaro Nero Font e vediamo se deciderà di progredire oppure attenderà gli eventi. C'è 15,7 per i primi 200 metri di corsa, Karim in vantaggio. All'esterno progredisce con decisione ora Corsaro Nero Font. Secondo allo steccato è Campione Ral, avanti a Cobalto di no. Quindi Cyrano Prince, Ticci e Carlitos Venere. Insiste Corsaro Nero che passa nei confronti di Karim e così si installa al comando dopo 600 metri in 45,9. In vantaggio Corsaro Nero Font, nella sua scia Karim, in terza posizione Campione Ral, in quarta Cobalto di no, in quinta c'è Cyrano Prince TC, in sesta Carlitos Venere. 1-1 per il primo mezzo miglio, con all'avanguardia Antonio Di Nardo in sediolo a Corsaro Nero Font, che copre la metà gara in 1,17 e mezzo. Ovviamente misura che vale meno per lui che arrivava da 20 metri, però si è permesso una frazione di gran comodo in 16,6. Corsaro Nero in vantaggio, Karim nella sua scia, Campione Ral che viene infilato di dentro da Cobalto di no, che trova un buco millimetrico. E così Campione Ral prova a progredire nei confronti del leader Corsaro Nero Font, cerca di arrivargli a destra sulle frazioni lente. C'è un 15,5, c'è stato un 32,1. Corsaro Nero in vantaggio, Campione Ral di fuori, allo steccato Karim, quindi Cobalto di no a precedere Cyrano Prince TC. A 400 metri dalla conclusione Corsaro Nero Font è in vantaggio, fa 14,1 di là. Campione Ral attacca però con decisione il battistrada, ci prova Paolo Scamardella che insiste su Corsaro Nero, poi Karim, quindi Cobalto di no, la piegata conclusiva passata da Corsaro Nero Font in 14,3, cerca lo stacco da Karim che va di dentro, Campione Ral all'esterno, Corsaro Nero che è in vantaggio, Corsaro Nero Font che fa valere la classe superiore, vince nei confronti di Karim, al terzo posto Campione Ral. 28 spaccato a chiudere, 13,7 la retta d'arrivo, dopo un 29,6. 1,15,9 per la testa, ragguaglio intorno all'1,15 per il vincitore Corsaro Nero Font. Oro Puro Bar recita di azzurra la genealogia, Antonio Di Nardo in sediolo, Gennaro Casillo al training, Giuseppe Mangione alla proprietà. Dai gruppi 1 scende nettamente di categoria e trova un facile assunto in questo bell'invito. Vince Corsaro Nero Font nei confronti di Karim, al terzo posto Campione Ral, 8-4-5, l'ordine d'arrivo molto probabile della settima e conclusiva dal Savio di Cesena.